tutti amici, sono Babbo Natale napoletano. Sono molto contento di ricevere le vostre lettere tutto l'anno, ma questa volta ho scritto qualcosa io per voi, proprio per questo Natale. È Natale e come tutto l'anno si festeggia il giorno 25, ma Natale non è solo un giorno, Natale è pure quella che tiene attorno. Natale non è solo una bella giornata, Natale è tutti i giorni che stiamo buoni. E vota per dispiacere, per problemi o per denaro, spesso ti metti a chiagnere perché riceve male. E per colpa di queste cose non ti pare mai Natale. Invece non è vero quella che ti pare, perché se ogni tanto tu ti rendi conto che quello poco che tu tieni insieme alla salute vale più di denaro, si tiene un cuore buono e tiene compassione, non è essere professore per capire che stiamo vero. Chi non sa scrivere ma tiene un cuore buono non aspetta il 25 per vedere Natale. È Natale ogni volta che invece di passare ritte annanzi a un poverello, tu ti firma e le rai una caramella. Può essere meraviglioso pure un sorriso, un po' di considerazione o una stringnuta di mano. E vota certa gente, mezzo a tanta pena, vanno pochi bene, più assai roppane. È Natale ogni volta che invece rallucca, invece da pigliare che i figli tuoi o con moglie o addirittura con mamma, tu resti in silenzio e senti parlare. Spesso per circostanze o solo perché ci teniamo troppa conferenza, siamo sgarbati proprio con chi ci va più bene. È Natale ogni volta che non accetta a modo del momento e ti rifiuta e fa come fanno all'altro. Se tutto quanto si fanno tatuaggi o piercing o a macchina bella e tu invece fatica per pochi mullachella, non si vecchia né scema e nemmeno povera, si solamente una persona di sentimento. Perciò si meglio tu che loro. È Natale ogni volta che ti uscite e ringrazio il Signore. Quando ti siete a tavola insieme alla famiglia tua. È Natale quando moglie ti guarda con soddisfazione e un amico fa con ammirazione. È Natale quando i figli tuoi camminano orgogliosi sotto il braccio con te, quando padre ti abbraccia perché è orgoglioso di te. È Natale quando ti rendi conto che sei fortunato, perché capisci che quella che tu dai per scontata è un desiderio nato. Natale è quello giorno l'anno che ci fa ricordare, che ci fa pensare a chi non ci sta più. E chissà quanti noi, quelle persone che a Natale volessimo abbracciare, quando stavano con noi l'hanno fatto indossare. Perciò
si pulimmo bene, dimostrammela, facimmela capire per tutto l'anno. Chi si sente voluto bene non aspetta Natale per ricambiare. È Natale tutte bote che ti affaccia alla finestra e poi guardo Vesuvio, oppure il muro della tua città. Tanta persona all'estero, chissà che dessero per poterla fare, tu lo dai per scontato, ma esse lo desiderano fare. È Natale tutte le volte che accompagna una picchiarella che non riesce a camminare. È Natale tutte le volte che apre il mobile e tiene qualcosa per mangiare. È Natale tutte le volte che un Napoli vince contro una squadra di Serie A e che perde una partita che la squadra là. È Natale si corregge a qualcuno che sta sbagliando, si t'abbraccia a qualcuno che sta chiagnendo. È Natale si conforta a qualcuno che sta soffrendo, si aiuta a qualcuno dentro bisogno. È Natale ogni volta che sciglio bene, si risparto pane con chi non lo ottiene. Si cercammo la gioia a chi sta male, ogni giorno dell'anno è sempre Natale. È Natale a primavera si riesce a prezzeggiare. È Natale a giugno si dà qualcosa a chi non mangia. È Natale a agosto si te preoccupa per chi è triste. È Natale a settembre si fa la carità. È Natale a dicembre perché è Natale già. Perché è giusto, è sempre festa. Per chi non fa male è sempre Natale. Non so i zambognare o presepio o capitone che fanno esistere Natale, ma tutti i giorni che con creanza stiamo in pace con la coscienza.